Ai commercianti penso che uno che deve comprare la carne o deve venire a mangiare a un ristorante non sono i 50 metri che uno non può fare a piedi per raggiungerla, però la gente ha diritto di vivere, siamo nel centro della città, devono rendersi conto che in tutte le città del mondo ci sono delle limitazioni quando sono motivate bene. Non teme la polemica il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che risponde a stretto giro alle accuse dei commercianti di Via Verdi difendendo le nuove mini ZTL previste dall'amministrazione. In via Mestrina si è formato un comitato di cittadini per chiederci di farla, ricorda, qualunque decisione si prenda c'è sempre qualcuno che non è contento. Per la parte di Via Verdi c'è una parte che è diventata pedonalizzata, però su questa cosa noi non abbiamo ancora fatto riflessioni particolari, parlo di Via Verdi, dobbiamo vedere ma dove hanno già pavimentato, perché ci puoi mandare le macchine, perché poi rovini la pavimentazione e poi c'hai il comitato che dice che hanno rovinato, perché ci sono delle leggi nello Stato, fatte anche male ma purtroppo bisogna obbedire. Sull'ultimo tratto, quello attualmente aperto alle auto, spiega il sindaco, stiamo ancora riflettendo, si tratta in ogni caso di un piccolo intervento tecnico che sposterebbe la zona aperta al traffico di poche decine di metri, non saranno sicuramente questi a fare la differenza. I signori sappiano che noi nel programma abbiamo detto che toglieremo tutte le zone a ZTL, l'abbiamo fatto compatibilmente con le nostre possibilità di bilancio, abbiamo fatto il sabato, domenica eccetera, ma avremo difeso le zone pedonali. Quella per motivi di un progetto non fatto certo da questa amministrazione, che noi abbiamo cercato anche di migliorare più che abbiamo potuto, parlo della Riviera, hanno fatto zone pedonali e la legge fa sì che le zone pedonali non siano transitabili dalle auto, non voglio neanche tanto per capirlo tra l'altro, però è così.